Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre come sempre al giovedì ricordandovi gli ospiti della puntata di Ring che andrà in onda questa sera attorno alle 21:10. Sono Marcus Maurmeier di Fratelli d'Italia, Maddalena Spagnolo di Futuro Nazionale, Nicola Conficoni del PD ed Enrico Buglian del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Poi si parlerà della Dunata degli Alpini di Genova con Mauro Ermacora, presidente dell'ANA di Udine, e con Ivo Del Negro, presidente dell'ANA di Gemona. Alle 22:30 un'intervista con la giornalista e scrittrice Giada Massetti dedicata ai 50 anni del terremoto del Friuli, così come anche un'intervista con Vittorio Blasotti che è uno sopravvissuto a quella immane tragedia. Adesso parliamo subito di cronaca. Un'operazione a tappeto del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia ha portato alla sospensione di 5 attività in provincia di Gorizia, la scoperta di 10 lavoratori in nero e l'attivazione di sanzioni per 250.000 euro complessivi. 250.000 euro di sanzioni distribuite su 11 attività commerciali e di ristorazione risultate non conformi tra Gorizia, Monfalcone, Grado e Gradisca dai controlli dei Carabinieri per la tutela del lavoro di Venezia. Sono state sospese le attività di un'impresa edile, di un acconciatore e di 3 ristoranti pizzeria kebab per gravi violazioni della sicurezza. 8 lavoratori in nero sono stati scoperti in un bar, così come in un salone di parruccheria, dove l'unico dipendente operava anch'esso senza alcun contratto di lavoro. Nello specifico, in 2 bar di Gorizia, oltre agli 8 addetti in nero su 8, privi della formazione di base specifica, nonché della sorveglianza sanitaria, sono state riscontrate la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano d'emergenza ed evacuazione, nonché l'omessa formazione e nomina degli addetti alle emergenze e primo soccorso. Entrambe le attività sono state sospese con multe complessive per 100.000 euro. Sempre a Gorizia, 3 kebabari, un ristorante, sono stati sanzionati per 90.000 euro con la sospensione di un'attività, sempre per carenze sul fronte della sicurezza, estintori compresi, e 2 lavoratori privi di alcuna formazione. 30.000 euro di sanzioni per la parruccheria chiusa con un lavorante in nero, anche qui a Gorizia, dove mancava addirittura la denuncia di inizio attività, rendendo così l'esercizio commerciale completamente abusivo. Gravi violazioni per la sicurezza hanno reso necessaria invece la chiusura di un cantiere per la ristrutturazione di un fabbricato privato a Monfalcone, con sanzioni per 20.000 euro alla ditta. Multe per 10.000 euro, sempre per questioni inerenti alla sicurezza e al primo soccorso, a un locale che offre kebab e pizza a Monfalcone e 2 bar, il primo a Grado e il secondo a Gradisca. Sono circa 15 le persone i cui automezzi sono andati a fuoco, vittime del piromane che ha operato nella zona est della città per 1 anno e mezzo e che hanno presentato richiesta di essere ammessi parte civile nel procedimento contro Marco Zaccaria. Una mezza dozzina le domande accolte. Il giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante ha accolto la costituzione di parte civile di una mezza dozzina di proprietari delle automobili incendiate da Marco Zaccaria, l'ex guardiafuochi accusato di essere il piromane che per 1 anno e mezzo ha dato fuoco a 32 veicoli nella zona est della città. Una quindicina, sulle circa 30 persone che hanno visto la propria autovettura andare in fumo, ha presentato richiesta in tal senso. Vi è stato anche chi però ha fatto riferimento ad un rogo non citato nel capo di imputazione. Zaccaria, che ora è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, in seguito all'arresto è stato licenziato. Al momento dunque non percepisce stipendio e non risulta proprietario di un patrimonio eventualmente aggredibile. Appare pertanto ardua la strada di chi mira ad un risarcimento economico, eventualità che sarà comunque affrontata in un secondo tempo, a seconda della piega che assumerà il processo, per il quale il difensore di Zaccaria ha chiesto il rito abbreviato. A Zaccaria sono stati contestati gli incendi di 32 mezzi fra auto, scooter e motociclette. L'uomo, guardiafuochi in ospedale, sindacalista Comsal, secondo gli inquirenti prendeva di mira i veicoli delle donne che non volevano uscire con lui, ma anche quelli dei fidanzati e dei familiari. In più di un'occasione le fiamme si erano propagate anche ai mezzi vicini a quelli presi di mira. Sono pronti a partire gli attesi lavori di asfaltatura in via Milano, in viale Campi Elisi, in salita di Gretta e in via Svevo.
Grazie al milione di euro stanziato a dicembre 2025, deliberato nel corso dell'approvazione della manovra finanziaria comunale, sono pronte a partire le asfaltature in via Milano, Salita di Gretta, viale Campielisi e via Svevo. Un macrolotto importante, quello che verrà varato su indicazione dell'assessore alle politiche del territorio Michele Babuder, in cui rientrano anche degli interventi residui che erano stati temporaneamente rinviati, in particolare via Milano, a seguito di lavori a Cegas per conto di Generali. I cantieri stradali partiranno progressivamente a partire dal lunedì 18 maggio, con arco temporale a coprire i prossimi 3 mesi estivi, ovviamente non continui, ma con interventi di 3-4 giorni sulla singola arteria e spostamento a quella successiva. Alcune delle opere si eseguiranno nottetempo. A seguire la programmazione prevede di intervenire in via Ciamician, Zandonai e Piccardi. A questi interventi seguiranno una serie di ripristini del manto stradale a seguito dei cantieri collegati all'ammodernamento dei sottoservizi. Tra questi il tratto di viale Miramare, compreso tra il ponte ferroviario e l'ex deposito della polizia locale, via Tor San Piero fino all'intersezione con via Giacinti, via Val Martinaga, via dei Gelsomini fino alla cabina di Roiano e via Ginnastica. In quest'ultimo caso ripristino necessario dopo i lavori estivi in più tranche degli ultimi anni. Restiamo in strada per il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Abbiamo in linea l'ispettore Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Pardon. Prego. Per quanto riguarda la mattinata è stata caratterizzata da alcuni incidenti stradali, fortunatamente senza conseguenze particolari per i coinvolti e nemmeno per quanto riguarda situazioni di intralcio della viabilità. Gli altri interventi erano soliti interventi di routine con passi carrai e intralci vari. Per quanto riguarda la selezione di oggi non ci sono manifestazioni in atto, volevo far presente solamente che ci sono però dei divieti in riva Ottaviano Augusto nella parte del parcheggio libero antistante al muro di cinta del Museo del Mare e del Mercato Ortofrutticolo. Per quanto riguarda le riprese cinematografiche siamo già sul posto e operiamo per quanto riguarda lo sgombro delle aree. Per quanto riguarda invece la giornata odierna, alle 12.30 c'è stato qualche problema per un bus della Trieste Trasporti in via Carducci con dei rallentamenti in quanto il mezzo era in avaria e occupava la corsia di sinistra in direzione stazione. Ricordo la solita chiusura della Galleria Carso in direzione Trieste. Le rive attualmente sono ancora interessate dalla nave, pertanto è inibita la sosta. Direi che non avrei altro da riferire, non ci sono interventi urgenti al momento e pertanto restituirei la linea e saluterei tutti. Grazie ispettore Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Saluti. Grazie. Allora, Tari meno salata quest'anno a Trieste per cittadini ed imprese. Le novità sono state illustrate poco fa in una conferenza stampa dall'assessore al bilancio Everest Bertoli. Sentiamo i dettagli proprio nell'intervista con lo stesso assessore. Significa che i triestini in controtendenza sia a livello regionale che a livello nazionale, significa che per la prima volta appunto non solo non aumenteranno, non solo non resteranno quelle che erano l'anno scorso, ma le portiamo in diminuzione. Le portiamo in diminuzione sia per quanto riguarda le famiglie, le utenze domestiche, le famiglie che avranno delle riduzioni che possono andare dall'1 quasi il 4% per le famiglie più numerose, sia in diminuzione per quanto riguarda le imprese, le attività economiche che avranno una riduzione media di circa 1% rispetto a quello che pagavano l'anno scorso. E poi un importante bonus, ce lo spieghi? Poi viene introdotto anche, questo sarà un ulteriore sconto, il bonus sociale, ovvero una riduzione del 25% della tassa rifiuti, riguarda le famiglie con ISEE basso, quindi una famiglia che ha un ISEE inferiore ai 9.776 euro pagherà il 25% in meno della tassa rifiuti, al di là della riduzione che avevamo fatto prima. Qualora invece la famiglia abbia almeno 4 figli, l'ISEE sale fino a 20.000 euro. C'è una notizia battuta dalle agenzie questa mattina. Il Papa ha nominato il nuovo vescovo di Gorizia. Si tratta di Monsignor Giampaolo Dianin, che viene trasferito dalla diocesi di Chioggia. Lo ha riferito il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Una proposta di legge per favorire la coesione sociale di Monfalcone, risolvendo i problemi legati alla massiccia immigrazione, è stata depositata in Regione dal consigliere Enrico Bullian. È una proposta molto articolata, 11 cappi,
40 articoli, autenticamente multisettoriale, tocca i diversi ambiti, dal lavorativo al sociosanitario sanitario, all'educativo e a quello legato all'istruzione, andando avanti fino alle tematiche della libertà religiosa e delle pratiche sportive. Affrontare la questione migratoria e le altre particolarità di Monfalcone non come emergenza ma in modo concreto e positivo per risolvere i problemi di tutti i monfalconesi, autoctoni inclusi. È il senso della proposta di legge depositata ieri dal consigliere regionale indipendente del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian. Con oltre il 30% della popolazione di origine straniera e una quota rilevante di religione musulmana, questo unicum determina l'esigenza di una legge organica e strutturata che affronti quelle complessità che altrimenti un comune da solo non può riuscire ad affrontare. Abbiamo visto che nonostante i proclami di questi ultimi 10 anni, gli stranieri sono aumentati di 4.000 unità. 3 gli impatti macroscopici subiti dalla città negli ultimi decenni: le malattie d'amianto, l'inquinamento da carbone dovuto alla centrale termoelettrica e da ultimo una pressione migratoria fuori scala che porta a oltre il 30% la popolazione straniera. Necessario, secondo Bullian, partire da un'analisi sociologica aggiornata rispetto all'ultima che risale a più di 20 anni fa. Credo che la via più razionale e corretta sia quella di avviare politiche attive di integrazione che siano a beneficio anche dei cittadini monfalconesi autoctoni. Anticipiamo la pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Fra l'altro parleremo di pallacanestro e della nuova sede dell'Unicef a Trieste. Rimanete in nostra compagnia e ci vediamo quando torneremo dopo la pubblicità. Rientriamo in studio. Futuro della pallacanestro Trieste in salvo con il mantenimento della Serie A1 e Paul Matjasic verso Roma con un altro titolo sportivo. E questo è lo scenario che ora dopo ora si sta facendo spazio a livello nazionale. Che Paul Matjasic sbarcherà a Roma dopo essersi accaparrato a suon di milioni il Palaeuro non è una novità, lo è invece che lo faccia senza intaccare il titolo sportivo di Trieste, lasciando dunque la 1 nella città della Bora. Lo scenario è sempre più confermato a livello nazionale, dalle accurate rassicurazioni telefoniche del presidente federale Gianni Petrucci al sindaco di Piazza nel pomeriggio in cui il primo cittadino e l'ex Cosolini gli hanno fatto pervenire la famosa lettera appello e il giorno dopo al presidente della regione Fedriga e ad altri esponenti politici nazionali nel segno del Trieste con il trasferimento a Roma non c'entra. Per non parlare delle informazioni che circolano fra i presidenti delle società sportive di massima serie, confermate dall'articolo della Gazzetta dello Sport in cui si parla di Trieste salva, sino allo stesso comunicato della società biancorossa dopo l'accordo con la regione in cui si annuncia di aver definito un piano strutturale volto a garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile. Detto che ovviamente nessuno può mettere la mano sul fuoco con certezza su questo scenario sinché non si spegneranno i riflettori sui playoff e, usciamo di metafora, si capirà con quale altro titolo di A1 l'avvocato di San Francisco sbarcherebbe nella capitale, bisogna ora iniziare a lavorare per il futuro. In primis la struttura. È molto probabile che si scelga di proseguire con la professionalità di Mike Arcieri in cabina di regia, che peraltro avrebbe già conto di tutta la situazione societaria, dei contratti in essere e dei nodi da risolvere. Un'altra strada, che al momento appare più un rumors via social che una pista concreta, è quella che porterebbe all'ex patron Gianluca Mauro, deus ex machina dell'era Alma. Per poter parlare concretamente di tutto questo, però, servono investitori e sponsor in grado di coprire il budget minimo per la salvezza e su questo chi di dovere deve mettersi al lavoro subito e in modo concreto. L'Unicef avrà una sede a Trieste. Il comune ha ceduto all'organizzazione ONU un locale in via Campitelli.
L'indirizzo che dobbiamo dare e continueremo a dare è quello di utilizzare il patrimonio pubblico e il patrimonio comunale per finalità che siano di natura sociale, di volontariato, relative alle associazioni e terzo settore. Un passo importante del percorso sintetizzato dall'assessore comunale al patrimonio Elisa Lodi senz'altro è l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della sede dell'Unicef in via dei Capitelli 19 inaugurata quest'oggi, nonché di un magazzino in via Pascoli. Una sede in centro città che sarà in grado di migliorare le attività di Unicef sul territorio, di poter permettere di svolgere al meglio l'attività di formazione, le attività istituzionali secondo ovviamente le loro finalità, quindi a tutela dei minori, dei bambini e degli adolescenti. L'accordo avrà la durata di 2 anni, rinnovabili fino a 4. I vertici Unicef presenti stamani hanno sottolineato l'importanza di poter contare su una sede funzionale per un'organizzazione migliore delle attività ed una maggiore capacità organizzativa. Noi da un po' che aspettavamo di poter avere una sede per i nostri volontari, che comunque hanno continuato a operare in tutto questo periodo. Poter avere la sede per noi è un nuovo punto di partenza, potremmo dire una ripartenza per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La sezione triestina dell'Unicef di fatto in questi ultimi mesi si è messa comunque a disposizione di un'eccellenza cittadina che in breve potrà fregiarsi di un ulteriore importante e significativo riconoscimento. Ci sarà il riconoscimento come ospedale amico dei bambini convenzionato Unicef con l'Organizzazione Mondiale della Sanità del Burlo di Trieste, che ha completato le 4 fasi necessarie per poter essere certificati come ospedale amico. Alla base della delibera giuntale anche la possibilità che gli spazi possano essere condivisi da altri enti del terzo settore, incentivando in questo modo sinergie, progettualità comuni ed una più ampia offerta di iniziative rivolte ai cittadini. Gara d'appalto o gestione in house? Anche se l'indicazione dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro data per la gara nel corso del nostro TG della settimana scorsa sembra rendere complessa la strada della gestione in proprio, il tema rimane di grande attualità. Il futuro del servizio idrico di Trieste è stato al centro del dibattito nel corso della Commissione Comunale Trasparenza. Come verrà gestito in futuro il sistema idrico a Trieste? Eliminata in partenza la possibilità di una società mista pubblico-privata, all'amministrazione comunale rimangono 2 opzioni, la gara europea o il conferimento in house. La prima è l'unica che potrebbe configurare il mantenimento del servizio in capo ad Acegas APS Amga, la strada maestra, insomma, quella della gara, anche dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro al nostro TG. La Regione non ha intenzione di gestire direttamente l'acqua, cosa diversa sarà verificare con il Comune che tipo di procedura di gara andranno a fare. La possibilità della scelta in house rimane però sul campo perché nello stesso centrodestra vi sarebbero posizioni differenziate fra Lega e Fratelli d'Italia. Il tema acqua è stato al centro del dibattito della Commissione Comunale Trasparenza presieduta dal consigliere Giovanni Barbo del PD, in cui il direttore generale del Comune Fabio Lorenzut, a fianco del sindaco, ha riferito come l'amministrazione non ha ritenuto di dover dare alcuna indicazione all'autorità sulla strada da intraprendere. L'Assemblea locale si esprime su una proposta che non deve essere fatta che da Ausir, quindi attendiamo la proposta di Ausir e poi ci esprimeremo, insomma. Penso di interpretare l'opinione del signor sindaco, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di gestione, non c'è una scelta predeterminata, vanno conosciuti tutti gli aspetti dei pro e dei contro di una e dell'altra forma di gestione. Lorenzut ha inoltre illustrato la questione della determinazione del valore residuo degli investimenti effettuati sulla rete acqua, eventualmente da rimborsare ad Acegas in caso di subentro, evidenziando sul tema un'eventuale disponibilità della Regione ad anticipare tali costi che potrebbe cambiare significativamente il quadro complessivo. Il capogruppo di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, ha dunque sottolineato come il Consiglio Comunale debba avere voce in capitolo sulla scelta. Chiaramente si sta un po' sul crinale tra la valutazione tecnica e quella politica, altrimenti non ci sarebbe una legge che prevede che sia il Comune, che è un ente di rappresentanza politica della cittadinanza di Trieste, in questo caso ad esprimere un parere sulla proposta di Ausir. E dal mio punto di vista
È una motivazione ben che rafforzata il fatto che il 98% dei comuni della regione abbiano, e a me viene da dire fortunatamente, ma questa è una valutazione mia, una gestione in house del servizio, e nel momento in cui l'ambito territoriale ottimale coincide con l'ambito regionale, visto che prima si parlava di soluzioni naturali, anche se in politica forse non c'è nulla di naturale, sarebbe dal mio punto di vista molto più coerente andare in quella direzione là. Una questione su cui, considerando che il sindaco di Piazza non ha dato indicazioni di merito, la politica non può chiamarsi fuori, ha sottolineato invece la consigliera Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, ricordando anche l'esito referendario sul tema dell'acqua pubblica. Alla querelle sulla chiusura dell'accesso alla foiba Plutone si aggiunge un altro capitolo. Una lettera inviata al sindaco dall'Unione Culturale Economica Slovena stigmatizza determinati atteggiamenti, soprattutto per quel che riguarda l'esposizione di certe bandiere in determinate date. Parlando con noi il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lakota indirettamente risponde. Il giorno dopo la denuncia sui social della chiusura dell'ingresso alla foiba Plutone fra Basovizza e Gropada lungo la strada, il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lakota non arretra nella condanna del gesto, per certi aspetti rincara la dose. È una questione di rispetto, no? Questo gesto è una mancanza di rispetto nei riguardi della nostra storia e della nostra sofferenza. Noi siamo portatori di quei valori come Unione degli Istriani. E quei valori sono valori che sono stati fissati nella memoria collettiva finalmente nel 2004 dal giorno del ricordo, e quindi noi siamo qui per far conoscere il più possibile ciò che è stato. Indirettamente però Lakota risponde anche ad una lettera inviata al sindaco di Piazza con cui egli stesso ha parlato di quanto accaduto da parte dell'Unione Culturale Economica Slovena. Nella lettera si sottolinea come determinate contrapposizioni, soprattutto se in occasione di determinate date, leggi 25 aprile e 1 maggio, alimenterebbero un'escalation di pericolosi nazionalismi, un riferimento implicito alle posizioni espresse proprio dal Presidente dell'Unione. Se poi vuole essere una risposta a quello che noi abbiamo affermato, cioè che non ci va bene che le bandiere rosse continuino ad essere messe lì in tutto il corso del 1 maggio fino a giugno o quasi, è una risposta che non accettiamo naturalmente, perché quelle bandiere rosse, se questa è stata una risposta a questo, portano a morte e distruzione ad una gran parte della popolazione che naturalmente non è giusto le veda penzolare. Lakota in ogni caso, proprio su questo tema, avanza un'apertura non da poco. Una bandiera rossa e un tricolore potrebbe essere un equilibrio che noi dal prossimo anno vorremmo far rispettare. Ma questa apertura l'Unione Culturale Economica Slovena, proprio nella lettera, boccia, e il prossimo anno si ricomincerà da capo. Nuovi spazi di aggregazione con diverse attività previste per gli over 65, inaugurata Casa Marenzi in via dell'Istria 102, un progetto pensato per contrastare il fenomeno della solitudine. Casa Marenzi, via dell'Istria 102, inaugurato lo spazio dedicato alle persone anziane over 65. L'abbiamo ristrutturata sia la parte esterna che anche questo meraviglioso giardino, e ovviamente l'abbiamo anche riorganizzata per dare alle nostre persone anziane sempre più attività. Faremo veramente tantissime attività, dallo yoga alla musicoterapia, la palestra cognitiva, i tanti pranzi condivisi che, come sapete, insomma, se posso partecipo anch'io. Tutto questo per fare ancora più socializzazione, ancora più aggregazione. È in questo contesto che il Servizio Sociale Comunale ha scelto di agire in modo attivo, aprendo uno spazio che punta a intercettare la solitudine prima che diventi isolamento e rallentare il processo di non autosufficienza, agendo sulla qualità delle relazioni e del benessere quotidiano. Noi siamo in una città, in un mondo in cui per fortuna le persone anziane sono sempre di più, e le persone anziane sono affette da una malattia. La principale malattia che hanno è quella della solitudine, e noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze questa malattia, e l'unico modo per farle è aggregarle, farle socializzare, farle stare tutte insieme. Devo dire che le tante occasioni in cui io sono stato qui a pranzare con le persone anziane sono davvero felici di questo, e quindi desidero che siano sempre di più coloro i quali possono beneficiare di questi momenti insieme.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, l'accesso è libero e diretto e può avvenire anche tramite segnalazione del servizio sociale comunale. Chiunque può entrare per partecipare alle attività o semplicemente per chiedere informazioni. Dopo 2 anni si è chiuso il progetto destinato agli enti pubblici e dalle imprese finanziato con fondi del PNRR. Nella sede di INSIE, il coordinatore del progetto, ne è stato tratto un bilancio più che positivo. Il progetto EDIPAI, finanziato attraverso il PNRR con quasi 7 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio e Belgio, ha accompagnato per 2 anni enti pubblici, piccole e medie imprese, cooperative ed imprese sociali in una serie di processi di trasformazione digitale sostenibile ed inclusiva, generando ricadute concrete sui territori. Ed è stato oggetto di un incontro nella sede INSIE, il coordinatore dell'iniziativa, che quei risultati ha reso noti. Tutto il progetto è stato costruito proprio con l'obiettivo di creare qualcosa che resterà, quindi dare anche un senso a questi fondi PNRR che noi abbiamo usato proprio per gettare le basi di un ecosistema, delle fondamenta di qualcosa che possa poi continuare a svilupparsi nel futuro. Le attività sono state 1255, 526 per le pubbliche amministrazioni, 729 per le aziende, 421 i soggetti coinvolti, 186 pubbliche amministrazioni, 235 piccole e medie imprese e 344 percorsi che hanno consentito di testare soluzioni tecnologiche prima di investirvi in modo strutturale, 30 i servizi di consulenza specialistica e 408 i percorsi formativi, 3 le direttrici fondamentali attraverso le quali il progetto ha operato: digitalizzazione, sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni per città intelligenti ed economia sociale ed inclusione, promuovendo accessibilità digitale, tecnologie assistive e nuovi modelli di didattica. Abbiamo cercato di guardare anche la sostenibilità di tipo economico, perché questi progetti sono molto belli, ma poi nel corso del tempo normalmente significa che per tenerli in piedi banalmente devono essere pagati. Nel corso dell'incontro sono stati forniti esempi precisi dell'utilizzo del progetto. Uno di questi lo ha raccontato il sindaco di Porcia, Marco Sartini. Noi nel 2023 abbiamo aperto il primo sportello unico del Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini si relazionano con un unico ufficio e non girano più per la struttura, e da lì siamo partiti con questa idea che ha accolto INSIE, ha sviluppato, e quindi li devo ringraziare per la capacità, la competenza che hanno messo in campo per fornire un nuovo servizio di risponditore automatico che usa l'intelligenza artificiale e capisce il linguaggio semantico, cioè capisce le necessità del cittadino, capisce anche i bisogni e lo stato emotivo, perché a volte risponde anche con dispiacere o con apprezzamento ad alcune domande. È tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con Ring delle 21:10 circa, vi ripeto gli ospiti: Marcus Maurmaier di Fratelli d'Italia, Maddalena Spagnolo di Futuro Nazionale, Nicola Conficoni del PD, Enrico Buglian del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Si parlerà della Dunata degli Alpini della Festa di Genova con Mauro Ermacora, presidente dell'ANA di Udine, e con Ivo Del Negro, presidente dell'ANA di Gemona. Quindi intervista con la giornalista e scrittrice Giada Massetti e con Vittorio Blasotti, sopravvissuto al terremoto del Friuli. Anche la Giada Massetti si è occupata appunto del terremoto. Alle 17:55 Trieste in diretta, buon proseguimento di pomeriggio, ci vediamo più tardi, e alle 19:30 il telegiornale della sera.